Ci stiamo avvicinando ad ampie falcate alla fine del campionato, è la penultima giornata, si gioca allo stadio Friuli, che io continuo a chiamare così perché così si chiama. Si gioca Udinese-Cremonese, penultima giornata, esattamente come accadde nella stagione 93-94, il 24 aprile 1994, una partita per certi versi drammatica lato friulano e mitologica lato lombardo per la Cremonese. È una partita tra le più incredibili di quella stagione. L'Udinese di Fedele, di Adriano Fedele, che ha sostituito ad inizio campionato Azeglio Vicini, l'ex commissario tecnico della nazionale, che aveva guidato nelle prime giornate i friulani. Si gioca veramente le ultime residue speranze di salvezza, mentre la Cremonese ha bisogno di quel punticino per blindare la prima storica salvezza dei grigiorossi in Serie A. E la missione sembra davvero compiuta per l'Udinese, che si porta sul 3-0 in un pomeriggio che diventerà veramente clamoroso anche per tutto il campionato e la lotta a salvezza. L'Udinese si porta sul 3-0, segna Borgonovo al 14°, raddoppia Rossitto 10 minuti più tardi. All'inizio del secondo tempo ancora Borgonovo per il 3-0 dell'Udinese, che risucchia la Cremonese nella lotta a salvezza e dà speranze ai bianconeri. Negli ultimi 20-25 minuti succede l'incredibile. Pedroni, terzino sinistro della Cremonese, accorcia le distanze al 67°, a quel punto si spegne completamente la luce nell'Udinese, che inizia ad avere paura. All'80° segna Andrea Tentoni, attaccante della Cremonese, che si ripete 4 minuti più tardi. Tra l'80° e l'84° l'Udinese prende la salvezza, la accartoccia e la butta nella pattumiera. Finisce 3-3, i tifosi e i giocatori della Cremonese si abbracciano, perché la salvezza a quel punto è praticamente soltanto da certificare con l'aritmetica. Ci vorrebbero delle combinazioni assurde per risucchiare i grigiorossi in zona retrocessione all'ultima giornata, mentre l'Udinese è praticamente spacciata, anche perché la settimana successiva andrà a giocare a Torino con la Juventus, che è vero che non ha più niente da chiedere al campionato, ma che difficilmente regalerà punti all'Udinese, ma è un Udinese che chiaramente ha smesso di crederci. E guardate, questo è il servizio del Guerri Sportivo di quella partita, se non mi si frantuma tra le mani, eccolo, con anche, vedete, i disegnini, come li chiamavo io da ragazzino, dei gol, e ci sono anche le foto effettive dei gol di questo incredibile pareggio che vale la prima storica salvezza della Cremonese in Serie A, Cremonese di Gigi Simoni 93-94. Guardate anche la classifica a una giornata dalla fine del campionato, rendetevi conto un po' anche della situazione di classifica. Tra l'altro questa qui sarà l'ultima retrocessione nella storia dell'Udinese, che l'anno dopo tornerà in Serie A e da allora non è più retrocessa in Serie B. Vedete, quando i club, quando le società lavorano bene, poi i risultati stranamente arrivano. Questa è l'Udinese 93-94, l'ultima retrocessione dell'Udinese in Serie B, e questa che ora vi vado a mostrare è la prima Cremonese che troverà la salvezza, raggiungerà la salvezza in Serie A. Eccola qui. Cremonese era sempre retrocessa al primo anno dalla Serie B alla Serie A, non era mai riuscita a mantenere la categoria. Nel 93-94 ci riesce. Vedremo come andrà questo Udinese Cremonese, che si gioca come quella volta alla penultima giornata. Questo è lo Scrigno del Calcio e questa è la partita della settimana. Ogni settimana analizziamo una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, portandone una analoga del passato. Prossima settimana finisce il campionato, ma questa rubrica non va in ferie, non va in vacanza, qualcosa ci inventeremo anche in estate. Voi rimanete sempre qua.